Nicola Siciliano, benvenuto a Doppia H in questa strana veste breakfast. Buongiorno. Ragazzi, il periodo è quello che è, bella anche la sirena di sottofondo che fa ambiente. Nicola, siamo contenti in realtà perché è la prima volta che ci incontriamo ufficialmente, quindi sarà una chiacchierata bella intensa, per questo ho detto guarda prenditi pure un cappuccino. Grazie. Che tanto c'è tempo. Sì. Partiamo facile? Partiamo facile, sì, anche perché è la primissima volta che arrivi, quindi iniziamo proprio dal passato e iniziamo parlando un po' di come sei arrivato alla musica, nel senso cosa ascoltavi da giovane, cosa ti ha portato a dire ok, voglio fare musica. Allora, ho iniziato da fare musica, ad appassionarmi alla musica fin da bambino. Poi c'è stato, diciamo la musica è un po' una cosa di famiglia, no? Mio padre mi ha tramandato delle passioni, delle varie robe sempre a livello musicale. Mi faceva ascoltare da bambino i vinili, quando andavamo a casa di nonna faceva ascoltare tutti i vinili di qualunque genere musicale che esistesse. Io immagino quindi da bambino mi mettevo là ad ascoltare. Poi arriva il momento in cui mi fece ascoltare per la prima volta il rap con 50 Cent. Era i periodi da club 2004-2005, io ero piccolissimo, penso che sono nel 2002-2004, avevo 4 anni, 5 anni. Ascoltavo già mi facevo ascoltare già sta roba e mi piaceva. Poi crescendo ascoltavo i Cosang, che era il periodo proprio grande dei Cosang, dal 2004 all'uscita di Dimora con me fino al 2011-2012, per poi andare a segnare, diciamo, sta roba. Mi ha sempre affascinato il fatto, la musica rap, perché mi ha affascinato il fatto di poter parlare di me, diciamo, esplicitamente, senza nessuna censura, senza nessun ostacolo, e mi affascinava proprio il fatto di raccontare me stesso tramite un testo, eccetera. Appunto anche a scuola la mia materia preferita, no? Era quando scrivevo un tema, perché andavo a scrivere tutti i miei pensieri, tutte le mie robe, e mi affascinava. Diciamo la musica è nata proprio, è entrata nella mia vita proprio per questo, perché mi piace la creatività, la fantasia, mettere assieme tante robe e fare uscire quello che uscirà. Certo, chiaramente. Sì. Allora, il punto, tu hai detto già delle cose importanti, quindi la scrittura al centro, la scuola al netto poi della scuola vera è quella dei Cosang, certo. Per quanto riguarda poi l'Italia, perché chiaramente 50 Cent è prima ispirazione, lo hai detto, eri piccolissimo, quindi sì, i semi arrivano subito. I Cosang sono stati, come dire, dei punti di riferimento per tantissimi della tua generazione, di quella prima, e lo rimangono in qualche modo. Cos'è che colpisce a livello anche territoriale della loro scrittura? Cos'è che ha colpito te dei Cosang quando ti sono arrivati? Beh, devo dire la verità, a me dei Cosang, a parte il sound eccetera, il modo di scrivere, il modo di pensare, cioè nella scrittura anche, parla di della vita di perché io vengo da Secondigliano, in un quartiere, e poi è come quando ascolti i Cosang è come se raccontasse la vita di quello, cioè scendi giù e vedi quello che raccontano i Cosang nei testi, capisci? Mi ha affascinato proprio il fatto che loro sono sempre stati reali, non hanno mai avuto peli sulla lingua, e qualunque cosa sono sempre stati, diciamo, con la testa alzata, qualunque, anche se il rap prima era un po', diciamo, tra virgolette odiato, no? Sì. Tra virgolette. Quindi mi apprezzavo proprio sta roba, che loro andavano avanti, andassero avanti continuando su quell'onda per poi diventare quello che sono oggi, anche se il duo si è sciolto. Sì, lì come ne parlavo, deve essere stato proprio una specie di lutto, esatto, perché già no, per la scena italiana lo è stato, per la scena napoletana in particolare. Di più, sì, è vero. Perché vero. Insomma loro continuano a rappresentare, poi hanno fatto dei dischi anche con scelte stilistiche pazzesche, con gli skit sostanzialmente dal carcere, dal telefono, della radio. Per cui una cosa così, un ritratto così crudo è sicuramente irripetibile, perché è stato qualcosa che ha segnato un'epoca. Certo. Facendo una foto a quella che è la realtà che ti circonda adesso, che è un po' il ruolo, no, del tuo, del rapper, ma poi in generale, no, veniva definita la CNN del ghetto il rap una volta. Trovi cambiata quella realtà rispetto a quel periodo? O ci sono ancora delle connessioni? Ma dire la verità, cambiata, sì, anche perché gli anni vanno a cambiare, vanno ad uscire sempre nuova roba, quindi sì,
la vedo molto cambiata da quella prospettiva. No, vabbè, sorridevo prima perché ovviamente quando hai detto 2002 ho visto Matteo per un attimo avere un sussulto perché non è abituato. Sono ancora giovane. Esatto, no, più che altro è la prima volta che non sono io il più giovane quando facciamo le interviste, però è bello avere questo stacco perché effettivamente tu sei cresciuto in un periodo storico in cui comunque il rap iniziava a sdoganarsi sempre di più rispetto a quando magari stavo crescendo io, addirittura quando stava crescendo Matteo. Ecco, adesso che il mercato è diventato di queste dimensioni, ovviamente tu ti sei trovato catapultato in una scena che è esponenzialmente più grande di quella magari quando hai iniziato come ascoltatore. Cosa che apprezzi e cosa apprezzi meno di questa evoluzione, non solo da artista ma anche proprio da appassionato di questo genere? Ma dirti di questa evoluzione, parli sempre a livello ovviamente musicale, ci sono molte cose che accetto in cui la musica, mi piace il fatto che la musica, soprattutto rap, sia diventata, diciamo, è sempre presente nella musica di tutti, cioè nella vita di tutti, no? Anche in radio, prima penso era difficile che passava un pezzo rap in radio, quindi mi piace questa roba perché appunto il rap è andato ad espandersi, no? È andato alle orecchie di molte persone, anche di qualunque età. C'è mio padre che ha 53 anni, lo vedo ascoltare rap in macchina, a casa, faccio che cazzo è? Però, è lui che mi ha portato questa passione della musica e quindi Un po' un cerchio che si chiude esatto. Quindi per me vedo molte cose più belle e cerco non di nascondere, cerco di non vedere le cose brutte che porta questa, diciamo, tra virgolette, evoluzione della musica. Quindi questo. Chiaro, anche perché no, uno tende a guardare poi quello a cui si sente più vicino, ascoltare quello a cui si sente più vicino. Certo. Tra l'altro il tuo disco, vabbè, insomma, è fresco d'uscita, o meglio, doveva ancora uscire perché uscirà il 30. Sì. È un disco pienissimo, c'è un sacco di lavoro dentro, poi dopo quello che c'è dietro ce lo racconterai. Però ci sono tante cose dentro e ci sono anche delle collaborazioni, si parte sempre dalle collaborazioni perché incuriosisce, no? Un po' il percorso e la scelta anche che può fare un artista, che sono anche stilisticamente molto distanti. E nel disco sono anche molto vicine perché il feat con Nitro arriva subito prima di quello con Ketama. Esatto. E voluto. Esatto, sì, è voluta sono questa cosa. Perché mi sono avvicinato, diciamo, un po' alla fantasia dell'album, tutta la roba sperimentale, tutta roba tra virgolette strana, no? Mi piace il fatto, l'album è composto dal fatto di miscelare tutti i generi musicali, non tutti quanti, però maggior parte dei generi musicali che mi affascinano, per poi andarli a, diciamo, fare, tra virgolette, un mashup di tutte le mie fantasie per far uscire roba nuova in cui senti quel picco di differenza tra tutta la musica che c'è, no? E questo l'ho fatto con i featuring, con le collaborazioni che sono presenti, andando, diciamo, dopo, come hai detto, dopo che Tama c'è Nitro e dopo Nitro c'è Rocco, dopo Rocco c'è Clementino, diciamo è una cosa voluta perché proprio nella prima parte dell'album iniziava tutte le tracce da solo, poi c'erano gli altri featuring, gli altri ragazzi che abbiamo lavorato insieme e in questo qua ho deciso proprio di fare sta roba, di mischiare tutti i stili, diciamo legandoli alla situazione musica, come ho fatto con la musica, l'ho fatti anche con la collaborazione. No, effettivamente a guardare la tracklist ovviamente c'è molto, nel senso non è un disco facile da assimilare perché come hai detto tu stesso hai sperimentato tantissimo, mi ha ricordato con le dovute differenze il lavoro che ha fatto Lilusi con il suo ultimo disco, nel senso ha fatto la prima release, poi la seconda che non era una deluxe, era letteralmente un altro disco della stessa cosa che hai fatto tu. Cioè, come è nata questa decisione di creare letteralmente due dischi in uno e poi separarli? Beh, allora ti dico, la maggior parte, tutte le 26 tracce, togliendone 3-4 già le avevo, ma tutte le tracce sono nate quando eravamo tutti quanti in quarantena. A parte che l'album è sempre stato, penso un po' come ogni artista, il sogno di tutti, no? Chiudere un album. Ho detto, perché chiudere soltanto un album? Se ne chiudessi due, cioè nessuno mi blocca, nessuno mi ostacola. Ne ho chiusi due e ho fatto, diciamo, la prima parte, quella là che è uscita ad agosto, io la guardo, il primo contatto me la guardo come prima parte, no? E questa parte che uscirà il 30, per me è il continuo della prima parte, però più sviluppata, no? Più lavorata ancora. Appunto proprio per questo ho scelto di fare
prima e seconda parte, proprio per avere un continuo, come se fosse, diciamo, tra virgolette una serie, no? Per far notare alle persone anche il cambiamento artistico e musicale diversamente da quello che sono uscito prima, capisci che intendo? Quindi questa decisione di far uscire queste due robe anche per far conoscere il mio al 360 chi sono, far sentire che io produco tutte le robe che ascolto alle persone prodotte da me, le idee che ho che usciranno, diciamo, in futuro. Proprio questa è stata l'idea di fare 2 album, di farmi conoscere al 360. Tra l'altro l'hai detto, c'è una buona parte di tutto questo che nasce durante il periodo di lockdown. Quel periodo lì artisticamente è stato vissuto in maniere molto diverse, cioè ci sono tantissime persone che sono state super attive, chi sui social con delle dirette, chi a scrivere, e persone che invece si sono totalmente chiuse. Mi è capitato di parlare con qualcuno della scena che va da Clementino, io l'ho sentito proprio durante il lockdown, in dirette telefoniche, lui era mega attivo, e invece di sapere di persone che si sono molto chiuse artisticamente. Per te che periodo è stato? Cioè, come te lo sei vissuto? Ma io ho cercato di viverlo nel migliore dei modi, a dirti la verità, cioè nel senso, mi svegliavo la mattina come ogni persona, facevo colazione, studio, mangiavo, studio, registravo, scrivevo, mangiavo, finivo di mangiare, giocavo, mi sentivo, studio, facevo musica ogni giorno e cercavo di viverla non chiuso, perché poi avrei capito che se mi avessi chiuso sarebbe stato peggio, no? Quindi ho cercato, diciamo, di reagire anche ci sono stati, a dire la verità, ci sono stati molti giorni in cui in quarantena non ho scritto perché c'era, diciamo, quel blocco, anche perché non uscendo, non vedendo nuove robe, l'ispirazione è un po' difficile prenderla, no? E quindi cercavo sempre un po' di qualcosa da fare di diverso, mi vedevo con degli amici che abitavano nel palazzo e parlavamo per avere soltanto nuove ispirazioni, per avere soltanto nuove idee. E questo periodo lockdown l'ho vissuto nel migliore dei modi, diciamo. Ecco, infatti ispirazione è una parola che mi piace, perché la tua scrittura, poi arriveremo a parlare anche della produzione, ma la tua scrittura è molto molto personale, c'è tanto di te in tutti questi dischi, nonostante appunto tu sia giovanissimo, che è un qualcosa che ultimamente la gente tende a dimenticarsi, cioè questi ragazzini scrivono tutti le stesse cose, nel tuo caso non è assolutamente così. Quanto è stato difficile appunto, e dove sei andato magari a cercare l'ispirazione in un momento in cui sembrava che fosse tutto fermo? Ma sai cosa facevo? In periodo quarantena, quando volevo scrivere oppure non ci riuscivo, appunto come prima, salivo sull'attico del mio palazzo e, diciamo, guardavo l'immensità, no? Guardavo nel vuoto e cercavo di prendere quelle ispirazioni che mi mancavano, che il lockdown mi aveva, diciamo, fatto non dimenticare, ma mi aveva fatto distrarre da quelle ispirazioni che di solito prendevo sempre quando c'era il momento di scrivere. In quarantena l'ho fatto, che ne so, guardando, tipo, molte volte la cito nella prima parte, guardando la serie Prison Break. Guardando la serie Prison Break, per me è cambiato tutto in quel momento, perché mi ha portato a delle nuove idee, guardandola tutta quanta, portando delle nuove scritture, aggiungendo, diciamo, delle situazioni che ho visto nel film, trasformando le situazioni nostre della vita quotidiana, andandole a portare in scrittura, cioè nel senso andando a rapparlo. E questo l'ho fatta in Garfield, che c'è nella prima traccia. Infatti dice: a 10 anni guardo Garfield, sono Zorro senza baffi, trovavo il piano come Scofield. Grande Michael. Esatto. Sì, anch'io ho visto in quarantena, quindi capisco al volo. Prima, però comunque, ecco, le serie TV portano ispirazione. Sì, cioè sono una di quelle. Il momento lockdown, sì. Il momento lockdown è stato veramente come si dice, binge watching totale. Violentissimo. Sì, Netflix consumato. Netflix, Amazon, un botto di roba. No, aspetta, non ti dico Netflix, la Play e il computer si sono bruciati. Ah, beh, guarda, sì, ma veramente. Tra l'altro la Play, cioè il fatto di. Io giocavo con gente che stava negli Stati Uniti, c'è questo mio amico che sta a San Francisco. Questo vuol dire che non avevo più un cazzo di fuso orario, pertanto ero in lockdown. Alle 3 di notte, esatto. Per me era uguale. Pure per me alle 6 di mattina, a mezzogiorno. È quella roba lì. Play cosa? Visto che abbiamo citato COD Warzone, mio preferito. Okay. Ho fatto anche un video, sarebbe Trip con Night, mi sono ispirato a Shipment. Vabbè, basta, sono esce il mio nerd che c'è in me. No, qua sfondi una porta aperta, ex giocatore, quindi ti capisco
capisco fin troppo. Anch'io. Il lato nerd è molto molto interessante. Sì, Ma poi sì, è uscito guarda che tantissimo mi piace questa molto. cosa del gaming, cioè ieri sentivo Vegas e pure lui mi raccontava appunto in quarantena non ho fatto altro che cucinare e giocare alla Play. E Ma guarda fare che musica ovviamente. la quarantena veramente ha espanso queste cose in Sì, maniera sì, sì, totale. sì, sì. Secondo Tutto me ciò che tutti. prima non facevamo a casa in quarantena, Non lo noi puoi abbiamo fare, fatto sì, di tutto. veramente, veramente. Infatti adesso ho venduto la Play così almeno posso lavorare. Sì, no, tu l'hai venduta perché sta uscendo la 5, questo è il boh, motivo vero. non volevi dirlo. Esatto. Ma invece arrivando alla musica, come ti dicevo prima, a me la primissima cosa che ha colpito quando ci hanno girato ancora la prima parte del disco è stato il discorso produzioni, cioè la complessità e la raffinatezza di produzioni tirate fuori da un ragazzo di 18 anni. Mi ricordo quando ho ascoltato Gonfie Vele la prima volta mi è cascata letteralmente la mascella e quando sono andato ad ascoltare questa seconda parte hai alzato ancora di più l'asticella, perché a livello di sperimentazione sei arrivato letteralmente ovunque. Dove hai guardato? Nel senso, chi ti ha ispirato? Cosa sei andato a ripescare? Perché ho l'impressione che non arrivi tutto dal rap. Certo. Bene, allora con le produzioni del primo contatto, soprattutto con Gonfie Vele, ti dico che ero in fissa con un pezzo che non ricordo come si chiamava, non ricordo. Comunque era un pezzo molto bello pesante in cui lui aveva soltanto un flow e ho cercato non di fare la cosa o di ispirarmi a quella roba perché ascoltando il pezzo era diverso, però ho cercato di fare quella roba, ho detto cazzo, ma la produco io, la metto io, cioè, ho fatto 30 bit, ne faccio 31, non cambia nulla. feci Gonfie Vele e iniziai a scrivere delle robe sopra che se te le andassi a spiegare in ogni situazione che dico, perché ci sono varie situazioni che spiego in Gonfie Vele un po' strane da capire, dice che cazzo che vuol dire questo discorso, però per me è tutti, diciamo tra virgolette, come se fossero, anzi sono ossimori, no? Sono tutte parole retoriche eccetera, perché le uso molto in ogni roba che scrivo. Diciamo ho ascoltato roba anche tipo, che ne so, tedesca ma non rap, roba francese quasi rap, diciamo, per farti capire, quindi mi ha portato all'ispirazione di creare quella musica sperimentale come appunto Gonfie Vele. Sì, quello è proprio un beat Masego, Kamasi Washington, io ho iniziato a pensare E proprio poi era quello, il fatto che deve entrare, metti play sulla canzone, capisci? Sì. Per far capire. Allora, siamo quasi in chiusura e tra l'altro uscendo dalla questione rap ci stiamo avvicinando all'ultima domanda, ma a noi manca una domanda all'appello che doveva essere la prima, quando conosciamo qualcuno di nuovo che è qual è il tuo piatto preferito? Lo diceva un napoletano. È proprio per questo che Se dicessi, e per ne sono un botto, per questo ti dico. Se dicessi la pizza sarei il solito monotono che dice sempre la stessa cosa, la pizza ormai è scontata. Beh, se dicessi, sai che mi piace anche il risotto alla milanese? questo è la 8 in buca Cioè, vera, capito? scontato, lo so, ogni volta il risotto alla milanese. Beh, il mio piatto preferito è il ragù. Ah, beh, sì. Ragù della mia mamma. Esatto, perché poi o della mamma o della nonna, sono quelle le categorie. La nonna non ce l'ho, l'avrei voluta averla, avrei voluta viverla, ma mia mamma è la stessa cosa di mia nonna. ha voglia, no, ma infatti nel piatto preferito la figata della risposta è sempre capire da dove arriva anche, no? Quindi Sì, è chiaro che- esatto. Ci deve essere una storia dietro, effettivamente. Forza. E tolta questa, che forse è la domanda più impegnativa, nel senso noi vediamo sempre persone sudare a freddo quando facciamo questa domanda. Questa qua che mi stai facendo adesso? No, quella che ti abbiamo appena fatto, quindi l'ostacolo gigante te lo sei tolto. Adesso invece ci allontaniamo dall'hip hop, usciamo un attimo dal rap, dall'hip hop. Vedo anche che hai una felpa di Justin Bieber, quindi non dovrebbe essere un problema uscire dal mondo della black music. Assolutamente. E vorremmo chiederti in questo periodo se c'è un disco, un artista o un pezzo in particolare fuori dal mondo dell'hip hop che ti ha mandato un po' in fissa. Questa per me è una domanda che mi fa sudare freddo perché ascolto un botto di roba per farti capire. Il mio Puoi rispondere in ragù se vuoi. Ragù allora. No, scherzo. Cosa ho ascoltato? Perché ascolto un botto di roba, sono in fissa con, anche se è uscito da un bel po', cioè non da un bel po', da luglio diciamo, l'album che hai scritto, di quella persona che hai scritto, di Pop Smoke. che mi ha fissato un botto. Vabbè, minchia. Noi siamo album ufficialmente Da più di un anno e mezzo che lo passavamo ormai, neanche Pop Io Smoke ti dico, sapeva di essere ti Pop dico la Smoke. verità, sono un fan accanito, sfegatato, ma penso già, sai di chi, ascoltando l'album di Travis. E Pop Smoke l'ho ascoltato, ma io da Days Before Rodeo Travis. Guarda che- No, ma io ho pagato, penso di aver pagato il college a Stormy con tutto il merchandising di Travis che ho comprato, quindi è veramente una gag ricorrente in radio. Uguale bro. E comunque
ho iniziato ad ascoltare Pop Smoke tramite Travis, che sincero non conoscevo ancora prima che fecero Gatti. Ho iniziato ad ascoltare Pop Smoke e ascoltando quella canzone ho iniziato ad ascoltare l'album di Pop Smoke che mi ha lasciato, diciamo, si vede che c'è la mano di 50 Cent dietro, ma Sì, beh, vabbè. Ma si sente anche tanto che c'è il piedone Si vede di la Pop faccia di Smoke, 50 Cent, esatto. perché comunque Pop è letteralmente Pop Smoke di Sì, faccia, sì, nel sì, senso, sì, Pop e sì, 50 vero, sono vero, vero. identici. Non solo di voce e tutto, ma anche di È vero. incredibile, se li guardi da vicino è incredibile. Sono figli, minchia. È il figlio, volevo dire. Comunque invece ecco, per chiudere ti chiederei un consiglio musicale diretto, secco, un pezzo fuori dall'hip hop però, in cui sei in fissa adesso. Musica, intendi in un singolo che non sia hip hop ma da ascoltare. Ma non per forza, cioè Certo, una canzone qualsiasi. Sai cosa ascolto? Sembra banale, ma io ascolto Edith Piaf, Louis Armstrong, infatti la tromba proprio per Louis Armstrong, infatti in questo che uscirà c'è Stasera, in cui la tromba finale è Zen, in cui la tromba finale è proprio quella là di Louis Armstrong. Infatti io ascolto un botto di roba quando sono, diciamo, più in chill, ascolto molto questa musica, tromba francese, diciamo quel mood un po'. Se dovessi consigliarti un brano, ti consiglierei What a Wonderful World di Louis Armstrong. Madonna che classico Che visti i tempi fa madornale. benissimo. Ti faccio un applauso Un po' di perché good vibes. sì, un po' di good vibes. Esatto, per me Ce le sono. prendiamo. Con la sirena abbiamo iniziato, con la Con la sirena sirena finiamo, chiudiamo, deve essere un senso di quindi timing. noi ti aspettiamo in radio quando si potrà. Intanto è stato bello farci una colazione Quando potrò insieme. tornare. Abbiamo iniziato con la sirena, stiamo finendo con la sirena, è bellissima sta cosa. Esatto, infatti adesso scappiamo perché Ci hanno presi. Esatto, ci hanno preso, stanno arrivando. Dai, Veramente, grazie Nicola. grazie Ci mille a voi rivedremo ragazzi. in radio. Grazie.